Percorrendo la strada statale 128, poco dopo il paese di Suelli, su una brulla collina, troviamo il complesso nuragico Piscu. Il nome Nuraghe Piscu o Dessu Viscu deriva dal vecchio proprietario del terreno su cui sorge, ovvero il vescovo, in sardo appunto Piscu. Il complesso è composto da una torre principale, della quale è rimasto accessibile solo un piano, dei resti di 5 torri secondarie che permettono di inserire la costruzione all'interno della categoria dei nuraghi pentalobati. Stanno attorno alla struttura i resti di numerose capanne circolari. Come quasi tutti gli altri nuraghi dotati di più torri, tra la torre principale e le torri secondarie si trova un cortile protetto da mura, cortile che stavolta è dotato di un pozzo. Un pozzo, inserito nel cortile interno di un nuraghe polilobato, lo troviamo per esempio anche nel nuraghe Sant'Antine di Torralba, a più di 150 km di distanza dal nuraghe in questione. Particolare che salta agli occhi è la ridotta dimensione delle pietre che formano le costruzioni. Mentre in altri nuraghi da noi visitati le dimensioni delle pietre diminuivano con l'altezza, qui la dimensione è pressoché identica a qualsiasi distanza dal terreno. Se quindi in altri casi si poteva parlare di megalitismo, qui è più corretto parlare di raffinata arte nuragica. Sono presenti segni dei restauri che la struttura ha dovuto subire. Talvolta è stata utilizzata malta cementizia per rendere più robuste le pareti, in altri casi è stato sostituito il componente litico lesionato. Non tutta la struttura è stata scavata e non sono evidenti segni di recenti scavi. Nonostante la situazione di semi-abbandono, la struttura è in discrete condizioni.